Eccoci insieme, ben arrivati alla nostra trasmissione, grazie di essere qui con noi. Io vi sollecito a partecipare, ricordatevi siamo in diretta, quindi potete porre domande ai nostri ospiti oppure mandare i vostri messaggi. Chi sono i protagonisti della trasmissione odierna? Ben arrivato qui con noi Massimo Zanon, Presidente Confcommercio, grazie di essere qui, quindi ci aiuterà a capire bene i servizi che vengono offerti, il territorio, le novità normative nel settore commercio ma anche turismo. E va bene l'argomento turistico, visto che comunque pian pianino ci avviciniamo a un weekend che potrebbe essere interessante, magari quello del 2 giugno, visto che mancano tutti i ponti in questo periodo, forse l'unico degno di nota è questo. E poi naturalmente all'estate c'è chi ci sta già pensando. E poi le belle giornate, i fine settimana possono stimolare a qualche cosa di più. Ben arrivato anche Luca Gobbo, presidente di Assoviaggi, sempre emanazione Confesercenti. Grazie di essere qui. Allora, incominciamo un po' a vedere, c'è qualcosa che si muove, no, nell'ambito turistico, ci sono delle novità anche strategiche, direi, perché vanno a cambiare un po' i connotati dell'offerta. Non c'è un attimo di pace da questo punto di vista. Oltre alla difficoltà di far arrivare una sufficiente massa di turisti per soddisfare le esigenze non solo delle imprese, ma anche di mantenere un po' alto il numero dei posti di lavoro, ci si trova con scelte politiche che qualche volta fatte dalla Regione, qualche volta fatte a livello romano, che vanno a spiazzare quella che secondo me è la perla oggi esistente in Italia, ma che la sta secondo me passando piuttosto brutta, perché la politica forse ha perso completamente la bussola. Perché ha perso la bussola? Cioè, che cosa, a parte quello che stiamo vedendo a livello di elezioni, risultati e altri provvedimenti che lasciano perplessi, ma in questo versante per quale ragione? Io penso che oggi chi è soggetto ad amministrare a qualsiasi livello abbia una coperta molto corta rispetto a tutti i problemi, e su alcuni settori dove magari si pensa ci sia abbondanza e ricchezza si va a fare delle scelte che non sono ben ponderate. Così si distrugge anche quel settore che magari è uno dei pochi che dà benessere e vantaggi occupazionali. Noi oggi soffriamo una miopia totale da parte del legislatore. L'ultimo codice che è stato fatto sul turismo da parte del ministro Brambilla è una cosa abominevole per alcuni aspetti. Cosa tira fuori? Ma tira fuori che in pratica dà la possibilità a chi ha un bed and breakfast di diventare un ristorante aperto a tutti gli effetti al pubblico. A questo punto, un bed and breakfast, quindi vuol offerta dormire la notte, una colazione così sommaria, tra ristorante, c'è un salto di qualità. Non è un problema di salto di qualità, è che noi una competizione dove ci si deve scontrare con una fortissima concorrenza, siamo disponibili ad accettare ulteriori arrivi in questo settore solo se però le regole sono uguali per tutti, sia per quanto riguarda le regole fiscali, le regole sanitarie, le regole urbanistiche, e non solo, anche alcune di queste, le altre invece vengono mandate nel settore dell'agricoltura completamente a farsi benedire. Siamo molto amareggiati e credo che la nostra categoria sempre di più inizierà a pensare con qualche azione forte che fino ad oggi sono sempre state in qualche modo tenute in un cassetto, perché pensiamo di non voler essere egoisti, ma qua si parla di sopravvivenza, non di egoismo. Ecco, dal punto di vista normativo e quindi della regolamentazione che deve essere rispettata, perché poi per parlare di offerta anche in ambito enogastronomico ci vogliono rispetto a certe norme, anche per la sicurezza, l'igiene, eccetera. Però queste dovranno pure essere attuate, ci dovranno essere i permessi, oppure si bypassa anche questo? C'è una possibilità di scelta per chi non è riconosciuto nel settore del commercio ma viene dal settore diverso del primario, che noi non accettiamo più e vogliamo in tutti i modi far esplodere questa incongruenza. L'obiettivo qual è? Che se c'è da dare una mano all'agricoltura, credo sia da sempre la nostra una disponibilità totale. Se c'è da dare la possibilità al nucleo familiare che riesca a sopravvivere non solamente col piccolo appezzamento ma anche con la trasformazione di quello che produce, ben venga. Questo lo vediamo anche da un punto di vista culturale molto intelligente, per non parlare di globalizzazione nel cibo, ma per dimostrare alle nuove generazioni quello che si può e che si ha come tradizione sul territorio. Dove non siamo assolutamente d'accordo è che questo venga amplificato come fosse un'attività che parte dalla produzione del terreno. In realtà il tutto viene acquistato al mercato come lo fa la ristorazione. E proprio in questi giorni noi stiamo per uscire con un comunicato stampa molto forte
e abbiamo un esempio, il più banale ma che comunque si può ripetere in 1000 casi, dove in un agriturismo abbiamo mangiato l'agnello non dell'Alpago, ma abbiamo mangiato l'agnello dell'Argentina. Oh signore, beh, credo che sia qualcosa di veramente scandaloso. E mi allaccio un attimo al discorso del codice del turismo, secondo me per l'ennesima volta non siamo stati noi operatori del settore stati ascoltati sia dal governo sia a livello nazionale. Cioè bisogna coinvolgere, prima di anche scrivere qualsiasi codice del turismo e qualsiasi nuova regola eccetera, almeno sentire gli operatori del settore. Secondo me questa è un po' la stessa storia che si risente anche in varie cose. Cioè non venite interpellati praticamente? Cioè sono ben poco, perché magari ascoltano molto di più quello che può arrivare dall'Europa, che è giusto senz'altro ascoltarlo, ma poi cercare di applicarlo e sentire anche gli operatori locali. In più a livello, io rappresento parlo per quanto riguarda le agenzie di viaggi, le agenzie di viaggi nell'ambito turistico sono sempre rimaste abbastanza con un ruolo marginale. Il turismo si rappresenta sempre a livello di hotel, ricettività, che sicuramente è corretto perché è l'accoglienza che si fanno degli ospiti stranieri nel nostro paese, quindi è senz'altro importante. Io dico sempre, ricordiamoci che c'è anche una categoria di agenti di viaggio che sicuramente anche la nostra stessa categoria deve evolvere con nuove logiche anche stesse ad esempio di accoglienza del turismo. Dobbiamo prepararci anche noi come agenzie di viaggi prepararci ad accogliere il turista straniero che sta arrivando e quindi imparare ad accogliere e diventare magari sostituire quelle che erano le APT praticamente. Non sostituirlo, ma affiancarsi, cioè assimilarsi, e quindi perché secondo me anche come quando noi andiamo all'estero, andiamo noi stessi all'estero, una delle prime cose che ci accorgiamo delle varie funzionalità di tutte le strutture è l'accoglienza, no? Quando arrivi in un paese, se hai facilità a prenotare un albergo, se hai facilità a raggiungere un posto, i musei, gli ingressi, eccetera. Quindi noi anche negli ultimi incontri abbiamo cercato di proporci anche come parte attiva a livello di agenzie di viaggi, quindi essere pronti ad accogliere, anche perché siamo tante le agenzie di viaggi e quindi è molto anche localizzate anche nei paesi, anche magari dalla più grande, da Venezia al piccolo paese, al piccolo comune. E quindi possiamo essere veramente presenti su tutto il territorio, quindi previa ovviamente una giusta formazione, un cambio di mentalità da parte anche nostra, degli stessi agenti di viaggio, previa questo cambiamento dobbiamo entrare anche noi nel sistema turistico e avere anche noi una voce in capitolo, anche in previsione dei futuri importanti appuntamenti che ci aspettano. Che ci saranno. Quindi un'evoluzione che ci deve essere anche da parte delle agenzie e un sistema strutturato sul territorio che forse ancora arranca a venire, perché tutto sommato sì, non abbiamo un'omogeneità di offerta completa, esaustiva e soddisfacente a quanto sembra. No, io direi invece che noi oggi siamo la prima regione d'Italia, abbiamo circa 60 milioni, se non qualcosa in più, di presenze turistiche. È chiaro che queste presenze turistiche non vanno solo negli alberghi, ma vanno nei campeggi, vanno nelle case d'affitto, vanno nell'usbot, vanno in tutto quello che anche, se pensiamo all'alta montagna, dove c'è una piccola nicchia, ma comunque quelli che sono i rifugi. Noi oggi di tutto questo non dobbiamo rinunciare a nulla, ma dobbiamo migliorare su tutto, a tutti i livelli. E avremo bisogno di avere la possibilità di ulteriormente dare servizi. Servizi significa mettere persone a disposizione di altre persone, che però vanno all'interno di un costo che non può essere sempre un costo di concorrenza pura, ma deve essere di eccellenza.
Ecco, se ci fosse la possibilità di avere degli sgravi particolari per nuove figure da inserire, perché un'agenzia emette la guida, ma deve essere una guida qualificata, e deve essere anche una guida che non incida in maniera incredibile sull'ospite che vuole avere quel servizio. È uno sforzo che il Paese deve fare, perché sempre di più la concorrenza ci mette nelle condizioni di non essere più un'isola felice, ma le nostre peculiarità, se pensiamo a quello che è il mondo della cultura, dell'arte che noi possiamo offrire, è chiaro che lo riusciamo ad offrire meglio se chi lo spiega lo riesce a parlare in lingue diverse e soprattutto se non dice delle fesserie avendo letto il giorno prima la guida. Quindi è una sfida che, visto che l'industria ha difficoltà ad essere ripensata, altre iniziative per poter pensare a nuovi posti di lavoro non ci sono, però non possiamo farci fare le leggi senza essere portati al tavolo e poi alla fine scopriamo che ci sono delle cose che fanno a pugni con il buon senso, con l'intelligenza, e probabilmente anche non servono più ad essere rieletti a questi bravi geni della politica. Infatti. Allora, brevissimo intervallo di pubblicità, poi ritorniamo naturalmente con i nostri ospiti e ricordo anche con la possibilità della vostra partecipazione. Tra poco. Allora, un sistema che potrebbe avviarsi, che potrebbe essere molto positivo, forse l'Expo, no? Se ne parla in questi giorni perché con Milano in ballottaggio bisogna vedere chi sale, come verrà gestita questa Expo, ci sono questi timori perché potrebbe essere un'opportunità straordinaria, non solo per Milano in sé per sé, a questo punto per tutta l'area del nord Italia, ma forse anche arriviamo fino a Roma, no? È un'opportunità per il Paese, sicuramente se siamo capaci di non guardare i campanili come il solito motivo di scontro o di limite, ma pensiamo di dare ulteriore impulso a quella che è un'ottima idea di portare l'Expo 2015 a Milano, credo che per tutto il Veneto, con i svantaggi principali nell'asse Verona-Padova-Vicenza per arrivare a Venezia, che è la calamita che può essere più invitante per chi arriva da fuori confine, sia per le istituzioni sia per le categorie che noi rappresentiamo, è un'altra occasione per non perdere tempo e per poi lasciare dopo il 2015 delle innovazioni, soprattutto strutturali, interessanti e di grande capacità attrattiva anche per il futuro, perché il grande problema che abbiamo noi oggi è muoversi in questo Paese. Infatti lo dicevamo, già spostamenti, cosa dice? Sì, infatti dobbiamo veramente unirci tutto il sistema turismo per riuscire a essere pronti a questo importante appuntamento. È vero anche che i grandi appuntamenti dobbiamo sempre prenderli un attimo perché fanno magari tanto clamore, tanta pubblicità tanto al paese stesso, ma di per sé dopo come altri grandi appuntamenti anche nel mondo, quel particolare appuntamento magari ha un po' tradito le aspettative. Come diceva Zanon, è importante sfruttare questo momento per anche il dopo, per riuscire a avere un rinnovo dei servizi, imparare a nuovi servizi. Ma io mi viene in mente adesso una considerazione. Ci sono grandi fiere, per esempio grandi manifestazioni all'estero, sono organizzatissimi perché c'è il mezzo di trasporto che se non funziona qualcosa sopperiscono, quindi ti senti veramente tranquillo. A volte andare all'estero, in Europa ma anche in altri paesi, ti senti più tranquillo che non in Italia. Io ricordo un recentissimo episodio, perché si è riferito alla BIT, piccolo problema, che non direi tanto piccolo, sulla linea della metropolitana a Milano. Facciamo conto una cinquantina, sessantina di operatori, gente che comunque operatori del settore nel primo giorno di apertura doveva andare alla BIT di Milano, bloccati a metà strada. Cioè, sappiamo che ci sono distanze pazzesche, no? Dobbiamo uscire tutti quanti dalla metropolitana, non era previsto, visto che tutta la metropolitana si vuotava, nessun tipo di assistenza di navetta eccetera, comunque è passata un'ora nel frattempo. Tutti a prendere il taxi, c'erano 4 taxi, potete immaginare cosa è successo, c'erano anche operatori tra l'altro stranieri, arrabbiatissimi e così via. Questo è un piccolo esempio di una serie di servizi, perché poi sono venuti fuori racconti di ogni genere, quando c'è qualche cosa anche a Roma e così. Non è possibile, perché guarda caso il giorno della BIT sono incidenti che capitano, vabbè, però devi organizzarti, devi provvedere, perché queste sono persone che manderanno un biglietto da visita molto importante all'estero del tuo paese.
Ipotizziamo che possa succedere in tutto il lunghissimo periodo dell'Expo accidenti del genere. Che cosa facciamo? Noi non abbiamo gli strumenti che possono sopperire. Vediamo che si ferma un mezzo, non c'è l'altro che interviene. E dopo i taxi, tra l'altro, che ti vogliono aumentare la tariffa perché fanno anche i furbi con gli stranieri, lo vediamo gli esempi eclatanti un po' dappertutto. Il sistema turistico in Italia è nato per caso. Ha sviluppato le sue peculiarità singole rimanendo separato dalla capacità di fare sistema tra un mondo e l'altro. La parte politica oggi deve avere la forza, la capacità e l'autorità che gli compete per far sì che ci siano diminuite le difficoltà non solamente tra le categorie ma anche proprio tra i vari attori che possono in qualche modo essere utili al turismo perché ne beneficiano a vicenda tutti. Sicuramente il nostro è un paese dove c'è molta anarchia, i trasporti, non c'è collegamento, non c'è sistema. I servizi all'interno dei trasporti sono straordinariamente difficili quando si va in difficoltà come lei ha accennato ora. Ma io sono anche consapevole di un fatto, che se si mettesse al centro il turismo come la vera impresa, la vera industria dell'Italia e si iniziasse un progetto, non più prendendo solamente quello che è stato fatto finora come la spontaneità dei scorsi 60-65 anni, ma trasformandolo in un progetto vero, tutte queste anomalie, come hanno fatto altri paesi molto più giovani di noi, molto meno tradizionali per quanto riguarda la loro statistica, ma però sono più puntuali, beh, anche per noi potrebbe cambiare l'aria. Quello che abbiamo bisogno è di disciplina e di serietà. Se questa disciplina e serietà pensiamo che sia impossibile per noi italiani, perdiamo la gara, la competizione. Invece sono convinto che oggi l'italiano ha proprio bisogno di disciplina, di regole certe, di obblighi e di pagare solo e esclusivamente poi alla fine perché il sistema c'è. Oggi invece noi di tutto questo facciamo finta di non interessarsi, però alla fine paghiamo lo stesso. No, ma infatti noi abbiamo dei sistemi di coazione di vario genere, di sanzioni, tasse, multe, sono anche in questi giorni sui giornali, l'ira di Equitalia che brilla per le sue uscite, vessazioni totali. Siamo cari, siamo un paese molto caro, attenzione comunque rispetto ad altre realtà, però non offriamo quanto uno si aspetta. Uno dice se tanto pagassi e tanto ricevessi... Esatto, perché non è questione magari di essere cari, perché se si va ai paesi nordici, vabbè, però ecco, io posso anche pagare, posso pagare anche di più, ma devo avere un servizio adatto. Ecco. I nostri treni sono qualcosa di... Il punto chiave che si parlava comunque è fare il sistema tra tutte, cioè lo ripetiamo già da tanto, tra tutte le categorie. Qual è il problema che impedisce perché questo? Perché ognuno ha il suo, ancora nella singola categoria, il trasporto, l'albergo. C'è un interesse... proprio e personale e non guarda che comunque l'albergo è legato a chi ti porta il turista dall'aeroporto a te, che hai bisogno della guida, che hai bisogno del campeggio, che hai bisogno del ristorante, che hai bisogno dell'agenzia. Cioè, noi con Assoturismo cerchiamo al limite, adesso negli ultimi progetti, quando si parla di turismo, cerchiamo di coinvolgere tutti, non solo Assoviaggi, non solo Assoguide, non solo Assocamping. Ci proviamo a coinvolgere tutti, dal consorzio, che ne so, dei chioschi, senza parlare di chioschi, alle agenzie e tutto, e cercare almeno ci proviamo di fare un discorso sistemico generale, questo, ecco, anche se se ne parla da tantissimo, certo. Insomma, dopo gli interessi singoli a volte vanno oltre e tutti i progetti che tu magari hai pensato si vanno a mancare. Ma è un argomento che probabilmente dovremmo aver già risolto. Esatto. Oggi un'associazione che rappresenta varie categorie gioca il suo futuro sulla capacità di dare ai propri rappresentanti delle soddisfazioni e dei cambi di passo. Confcommercio da questo punto di vista oggi è molto critica, fa dell'autocritica, ma è anche critica verso l'esterno,
perché sta chiedendo di trovare dei momenti di sintesi ed ha difficoltà a trovare l'interlocutore giusto, che in questo momento non è solamente la politica, ma è anche un salto culturale. Il poco in un paese come il nostro deve essere necessariamente considerato poco, non è che con poco si può avere tutto. No, assolutamente. Quindi la persona che vuole andare in vacanza, la persona che vuole essere messa nelle condizioni di avere del tempo libero, deve sapere che c'è una scala di valori anche per quelle cose che vengono richieste e utilizzate. Non possiamo pensare a un paese dove tutti possono fare tutto, dobbiamo però pensare a un paese a scala dove la vacanza non sia un lusso, ma dove ci siano anche le vacanze di lusso, che sono una piccola nicchia. Basta pensare al fatto della crocieristica, è un grande boom in giro per il mondo. Ma non è lusso però, tra l'altro, perché è molto accessibile a quanto pare. Esatto, ma prima sembrava una cosa inavvicinabile, quindi si è riusciti a dimostrare che all'interno di una città come una nave ci sono le cabine a buon prezzo, ci sono le cabine a tutt'altro prezzo. Ecco, e così è in tutte le cose. Il portare verso il basso tutti i servizi fa perdere all'Italia quel prestigio che invece è quello che è il valore aggiunto, che può essere in qualche modo il vantaggio di avere le nostre grandissime città d'arte, di avere le nostre Dolomiti, di avere i nostri laghi, di avere quelle valenze che non sono confrontabili con nessun altro paese al mondo, ma che in questo momento, ancora oggi nel 2011, noi sprechiamo come fossimo qualche volta il Bangladesh. Con tutto rispetto per il Bangladesh. No, assolutamente vero, mentre magari altri paesi pensano a valorizzarsi, stanno crescendo e quindi hanno delle offerte estremamente interessanti. Andiamo in pubblicità, poi torniamo. Un'altra cosa che volevo un po' capire, visto che appunto il periodo eccetera, come sta andando nelle agenzie di viaggio, quindi le persone come si stanno muovendo, verso quali lidi si stanno muovendo? Quindi adesso parliamo di vacanze all'estero, diciamo, e quindi diciamo, allora abbiamo avuto, non possiamo negarlo, un grosso scossone in questi mesi con tutto quello che è successo nel Nord Africa, nel Medio Oriente, uno stravolgimento che ci hanno abbastanza penalizzato, soprattutto sull'area che era più gettonata in questi mesi, che era comunque il Mar Rosso, Egitto e quant'altro. Quindi va più o meno deserta. Quindi partiamo da un passo indietro proprio sulle vendite di questi ultimi mesi. C'è un po' più di fiducia, più che altro adesso incominciano, quindi la clientela orientata più sui mesi estivi, e che la fanno comunque da padrona le zone mediterranee, quindi parliamo di Spagna e Grecia. Qualche piccolo qualche prenotazione, diciamo, incomincia a ritornare sul Mar Rosso, principalmente sulle zone Mar Rosso e non crociere sul Nilo, sì, esatto, eccetera. E dopo c'è il fenomeno, come parlavamo prima, crocieristico, che continua ad andare e continua a registrare degli aumenti, anche se anche sul crocieristico un po' più ridotti come incrementi, però parlare di incrementi in questo periodo è sempre positivo. E appunto, come ricordavamo prima, quest'anno sono oltretutto saltati tutti i ponti, e i prossimi ponti, il ponte del 2 giugno, ecco che abbiamo comunque riscontrato delle buone prenotazioni, soprattutto nell'area europea, e quindi dei tour in Europa, certo. Ecco. Comunque stiamo notando degli incrementi sulle vacanze a corto raggio, medio-corto raggio. Ma distanze lontane, cioè gli Stati Uniti, vanno o non vanno, l'Oriente, l'Africa, cioè queste altre mete? Allora, gli Stati Uniti sta più per i mesi estivi, sicuramente hanno già, sì, ci sono nonostante le minacce, però più che altro è la meno voglia di allontanarsi, c'è questa strana sensazione. O forse si vanno tutti all'ultimo? Quello senz'altro, che è tipico della nostra zona e dell'Italia stessa.
però anche la poca voglia di effettuare viaggi troppo lunghi, ma poca voglia proprio delle sensazioni, di timori che in effetti... Sì. Ecco. Allora, il discorso è anche questo però effettivamente, che viste le recenti fatti che si sono verificati, il caso poi del terremoto che c'è stato in Turchia, certo, cioè, ti fa comprendere, oppure quello che il disastro che c'è stato in Giappone o queste insurrezioni. Se tu programmi, come potrebbe essere logico, 2 mesi prima per l'estate, esatto, e poi comincia ad esserci un cataclisma, quello che è successo in Ladakh, e purtroppo i tour operator si comportano come fanno, che non provvedono immediatamente a soddisfare il turista, a rimborsarlo, a pagarlo in modo congruo, perché io so ancora di notizie di gente che è arrabbiatissima e ha instaurato anche delle controversie di carattere giuridico per ottenere un risarcimento. Ovvio che uno dopo dice ma chi me lo fa fare? Cioè di prenotare prima, se poi succede quel che succede. Arrivo all'ultimo, quello che trovo mi va bene, medio, corto, lungo o lontanissimo raggio, vediamo quale sarà la situazione a far data della partenza, perché tanti ormai pensano così. Arrivano sotto data le prenotazioni. Sotto data, vedi, chiediamo quale fenomeno quindi hanno questi timori. politico. Sul discorso delle rinunce, eccetera, ovviamente lì c'è anche un discorso che si gioca un attimo anche col discorso dello sconsiglio, del divieto, cioè ci sono delle parole chiave date dalla Farnesina o che vanno a condizionare tutti gli aspetti dei rimborsi sul lato anche assicurativo, perché se c'è lo sconsiglio no, allora si va in penale, allora no. Qua si giocano veramente anche sulle parole, e quindi questo va anche a determinare delle lungaggini, diciamo, dei vari rimborsi. C'è chi interpreta una cosa e ovviamente sempre hanno certi vantaggi. Ecco, sempre per quanto riguarda invece il settore commercio, servizi legato anche all'ambito turistico, ma comunque sia per sé, come stiamo andando? C'è un po' di... Io vorrei fare una battuta: se uno deve avere molti problemi per fare un contratto e andare all'estero, rimanga in Italia, non si arrabbia nessuno, vada a chiedere lo stesso all'agenzia di fargli prenotare un albergo all'interno dell'Italia. Ma secondo me non è la stessa cosa. Siamo d'accordo, però insomma, noi da questo punto di vista credo di non essere fuori dalla modernità, nel pensare che molti italiani hanno fatto moltissimi viaggi all'estero ma non conoscono quella che è la bellezza dell'Italia tutta, da Bressanone fino a Pantelleria e adesso a quella famosa isola che è diventata anche il crocevia dell'arrivo dei poco fortunati africani. Quello che è certo è che in questa situazione qua, dove già la difficoltà, ogni tanto arriva anche una catastrofe, il muoversi è legato spesse volte anche proprio a un fatto istintivo, non è una cosa fondamentale. Uno può andare in vacanza o rimanere, basta avere un attimo di ansia e decidere di non andarci più. So che comunque le leggi, le regole sono sempre più dalla parte del consumatore, quindi, e anche questo serve a far sì che il mondo delle agenzie vada a selezionare le più serie e le altre è giusto che lasciano il campo, perché di gente poco seria non abbiamo bisogno da nessuna parte. Quindi internet domina? No, è visto da parte di molti operatori come l'unico futuro o l'unico futuro abbordabile, visto il calo fortissimo degli utili. Cioè, tutti quelli che trattano turismo rispetto a qualche anno fa oggi hanno margini di guadagno molto ma molto più bassi. E questo significa dover in qualche modo fare delle scelte per non essere alla bancarotta piuttosto che essere fuori prezzo. Quindi internet può essere un grande aiuto. Io sono consapevole di un fatto: ci sono persone di una certa età, ci sono persone che hanno abitudini, che hanno tradizioni prima della scelta della vacanza che non possono essere considerate adatte ad internet, quindi ci vuole di tutto un po'. Siamo in una fase di grande cambiamento, forse fra 20 anni sarà solo internet. Io oggi credo che internet sia solo una parte per quanto riguarda la vacanza. Poi c'è il problema business. Oggi business significa che chi fa l'hotelleria in Italia ha in internet un buon zoccolo duro di prenotazioni. C'è il problema del discorso della qualità e della sicurezza, perché in internet c'è tutto, cioè ci posso essere anch'io in internet, per dire che se fossi un operatore turistico mi metto dentro e ci sono.
è che non riesci a capire effettivamente dove andare se non ci fossero anche dei, diciamo così, dei siti dedicati al visare Infatti per assurdo, noi dobbiamo essere consulenti anche in quello, si sta dimostrando un fatto abbastanza... Cioè io in internet posso trovare, in agenzia avendo consultato internet e chiedendo informazioni, e dopo sta anche alla nostra bravura dopo a concretizzarlo anche nella vendita. Perché non hai nessun tipo di certezza, esatto. Oltre al fatto che non è raro anche qua in Italia, trovi un'offerta in internet, poi vai nel loco oppure chiami l'operatore turistico, l'albergatore della situazione, quell'offerta non si capisce perché non c'è. Quindi bisogna stare un po' attenti, perché internet ormai è un catino pieno di tutto e di più, di nessuna certezza però. Non è un'offerta vincolante, contrattuale come il catalogo, a questo punto dice... Siamo assolutamente d'accordo, il problema è che se uno si deve muovere per un giorno può anche accettare di non essere nella sua scelta straordinariamente più fantasiosa. Quello che è comunque da tenere d'occhio è che su questo sistema oggi non solamente il turismo, moltissime imprese stanno giocando il loro futuro, perché basta pensare agli acquisti online, basta pensare a quello che è, non più tardi di ieri, la notizia che i libri economici si vendono di più via internet piuttosto che via delle librerie tradizionali, quindi sarà anche un po' la modernità, la voglia di trovare nuove strade, ma comunque non lo possiamo mettere come vedremo quali saranno un passaggio futuro, così. Siamo giunti al termine, io vi devo ringraziare della vostra partecipazione, a voi di averci seguito, l'appuntamento naturalmente questa sera non perdete Match, programma di politica con Giorgio Borile alle 21 e poi lunedì noi ci ritroviamo insieme alle 12:40. Grazie, arrivederci, buon proseguimento col TG.